La Marca getta ponti economici verso l'America, terzo mercato mondiale per il Veneto dopo Germania e Francia. E lo fa con incontri come questo che si è tenuto in Camera di Commercio a Treviso, dove il vicepresidente della Camera di Commercio di Miami e il direttore di quella italiana sempre a Miami sono stati accolti a braccia aperte da un folto numero di imprenditori e operatori economici trevigiani. È un po' una contraddizione considerando quello che è successo con Radicchio Rosso qualche mese fa, che avevamo mandato via gli americani che erano venuti a vedere come si fa. Non è una contraddizione, direi che c'è una visione diversa. La nostra è una visione aperta al mondo ed è grazie alla nostra apertura verso il mondo che esportiamo. Stilettata al consorzio del Radicchio in questo incontro, ma anche a quello del Prosecco Superiore da parte proprio di un trevigiano in America. A Miami capiscono la differenza tra DOC e DOCG? No, non la conoscono, è da molti anni che con i produttori che sono diventati anche amici, gli ho sempre detto, non lo capiscono, qua guardano le bollicine, il prodotto non è conosciuto il DOCG ed è importante, difatti si è sviluppato molto la DOC solamente. America che continua ad essere territorio delle grandi opportunità per il Made in Veneto e non solo in Florida. Ad esempio la Luxottica, che tanto insomma, è familiare ai più degli italiani, ha la sua propria sede centrale degli Stati Uniti, è localizzata a mezz'ora da Atlanta, con una struttura comprende circa 4.000 dipendenti che serve in sostanza quasi tutto il Nord America. Quindi opportunità per i trevigiani in un rapporto diverso però da quando andavamo a catar fortuna in America con le valigie di cartone. Come imprenditore sicuramente c'è la possibilità di entrare in una rete che è quella delle Camere di Commercio italiane all'estero, è una rete a Miami formata da 270 imprese, quindi imprenditori anche giovani che sono arrivati con dei progetti. Questo per creare ponti, per creare opportunità, come migranti ne abbiamo già dato